L'Istituto Gallo questa sera organizza un evento particolare, una pericena proprio per accogliere i ragazzi, le famiglie che stanno pensando magari di iscriversi ai nuovi corsi. Preside, parliamone. Sì, è la prima edizione della Pericena sotto le stelle, questa iniziativa che contemporaneamente si sta svolgendo in più di 20 istituti professionali, alberghieri della Sicilia, ed è un momento di festa, di apertura al territorio e a tutti coloro che collaborano con la comunità scolastica, perché vogliamo insieme augurarci buon Natale, buon anno, ma vogliamo anche far conoscere le potenzialità, la ricchezza dell'offerta formativa della nostra scuola e l'entusiasmo con cui docenti e alunni si mettono in gioco per realizzare delle splendide situazioni, banchetti e tutto quello che ha a che fare con l'accoglienza. Questo è molto bello perché fa capire quando una scuola sia viva, vivace, quando senta veramente lo spirito di gruppo, di appartenenza. Siamo veramente un team e vogliamo far capire anche che dietro ogni piatto, ogni azione messa in atto da docenti e alunni c'è tutto un retroterra di studio culturale, c'è una conoscenza di base che è proprio poi quello che è il nostro obiettivo, l'obiettivo della nostra scuola, rendere i ragazzi non solo competenti nelle discipline tecniche professionali, ma anche colti, capaci di conoscere dietro ogni piatto la tradizione, la cultura e tutto quello che ad esso è legato. È indispensabile in questo momento, io ritengo, questo tipo di approccio al nostro questo modo di far scuola, perché capiamo che è alla base dello sviluppo di un territorio. Il nostro è un territorio a vocazione turistica e curando l'accoglienza, la cucina, questi aspetti legati proprio alla, al rendere pienamente accogliente l'ambiente, può sicuramente giovare a far della nostra città, che si appresta a diventare capitale della cultura per il 2025, una realtà molto interessante che sicuramente verrà apprezzata da tante persone. Tra l'altro il settore della ristorazione è un settore in fortissima espansione che segna proprio il Made in Italy e quindi di facile occupazione per i ragazzi futuri un domani come sbocco di lavoro. Certamente, la nostra è una professione, quella dell'enogastronomia in generale, dell'ospitalità alberghiera, molto richiesta. I ragazzi, terminato il diploma, hanno l'opportunità di inserirsi anche in realtà molto importanti, del resto collaborano durante gli anni della scuola con realtà di eccellenza, hanno appena terminato uno stage all'Adler, a Siculiana, cioè proprio noi vorremmo rendere entusiasti i nostri ragazzi, orgogliosi, in modo tale che possano far fruttare al massimo i loro talenti e le loro potenzialità. Tra l'altro stiamo vedendo tantissimi menù, un menù ricchissimo con tanti piatti che si possono gustare. Diciamo che sia gli studenti che i professori si sono sbizzarriti nel preparare direttamente qui tanti cibi gustosi, addirittura stanno preparando la ricotta e il formaggio, stanno preparando i panini, i tipici panini con le panelle e la meusa, accanto ad altre bontà tipiche siciliane anche per quanto riguarda la pasticceria, in modo particolare con i panettoni a pistacchio e i pandori. Cioè l'entusiasmo che c'è stato in questi giorni, devo dire che è stato qualcosa di singolare. Sono queste le cose che in una scuola danno la carica e rendono più lieve anche il carico di lavoro che quotidianamente tutte le scuole dobbiamo sopportare. Ricordiamo un altro Open Day che ci sarà prima delle iscrizioni. Sì, avremo un Open Day il 20 gennaio e un altro il 3 febbraio. Sono momenti di apertura della scuola proprio per dare le giuste informazioni, per aiutare questi ragazzi ad orientarsi, ad operare delle scelte consapevoli, in quanto siamo coscienti del fatto che questa scelta condizionerà forse la loro vita futura e la loro professione.